Allora, Genova Calcio che ha sofferto nel primo tempo, ma nel secondo si è sbloccato. Cos'è cambiato? Ma è cambiato forse un pochino di mentalità, c'è stato un po' di movimento, probabilmente negli spogliatoi il mister ha dato la carica giusta e ha fatto capire che volevamo provare a prendere il risultato pieno. I cambi che ha fatto si sono rivelati azzeccati, hanno portato più carica e ne è venuto fuori il risultato. Direi che diciamo, alla fine si rispecchia in quello che è stata la partita, un brutto primo tempo, forse un pochino meglio loro, e un secondo tempo dove noi abbiamo fatto un pochino meglio, quindi poi c'è anche la componente fortuna che a volte influisce anche in queste partite. Penso che la mia squadra abbia fatto quello che doveva, secondo me non meritava la sconfitta, anche se il risultato poi parla diversamente. Purtroppo siamo a leccarci le ferite, ma la mia squadra è 4 partite che non merita di perdere, perdiamo, quindi sicuramente è un momento negativo, che ogni piccolo errore che facciamo noi lo paghiamo, quello sì, però io ai miei ragazzi non posso dire niente perché la prestazione l'abbiamo fatta, è chiaro che la squadra avrebbe bisogno di un risultato positivo per sicuramente alzare un po' il morale ai miei ragazzi, quello sì.